benvenuto a questa nuova puntata di Cristiani Today e che in collaborazione con Rubrica Sicilia viaggia attraverso i territori della nostra amata Sicilia per conoscerne le feste religiose più importanti e soprattutto un mix tra cultura e fede, folklore, per conoscerne anche il significato liturgico di ognuna di esse. Oggi ti porto a Cerami per conoscere la festa di San Sebastiano, una festa la cui celebrazione liturgica secondo la Chiesa Cattolica viene festeggiata il 20 gennaio e proprio a Cerami viene dedicato al santo una chiesa, la chiesa madre, che risale al XVII secolo e venne proprio costruita in uno dei giardini del principe dell'epoca. Oggi nell'attuale chiesa si può visitare l'antico simulacro del santo e la vara attraverso il quale viene poi portato in processione il santo. I festeggiamenti iniziano grazie anche alla confraternita che ogni anno porta a Cerami migliaia di fedeli e devoti provenienti da ogni angolo della terra, che purtroppo quest'anno a causa della pandemia non possono assistere alla stessa. La celebrazione, la festa di San Sebastiano inizia con la recita della coronella, al termine del quale il parroco celebra la messa a cui partecipa anche la confraternita. La festa si svolge il 20 gennaio e come ogni anno la mattina al suono delle campane viene celebrata la messa con la partecipazione della confraternita. La sera viene anche realizzato nello spazio antestante la chiesa la cosiddetta calata do circo, che è una struttura, il cosiddetto circo, una struttura in legno che viene rivestita di cuduri, cioè di pane a ciambella, arance e rami di alloro. Questa viene praticamente, rappresenta un trofeo votivo e viene posizionata proprio davanti alla chiesa, con delle funi vengono portate su e poi abbassata per permettere, attraverso una vera e propria competizione, ai ragazzi di afferrare i cuduri e o le arance, in una sorta di appunto competizione giovanile. Lo stesso rito si verifica per la festa di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio e San Biagio il 3 febbraio. Altro momento particolare della festa è la festa di agosto in onore di San Sebastiano, che è caratterizzata da alcuni momenti molto particolari, iniziale dal quale i cavalieri si recano verso Sant'Olivia, presunta cugina di San Sebastiano. Il giorno della vigilia, alla fine della benedizione, ai fedeli, ai cavalieri, ai portatori viene distribuito pane, vino e formaggio, e nello stesso giorno si può assistere alla cavalcata di figuranti in costume romano e la sfilata dei devoti che portano delle bannere in testa, cioè per l'offerta dell'alloro. Anzi, proprio questo momento si può definire entrata o lauro, cioè l'entrata dell'alloro. Questa sfilata di bandiere di alloro, gli stendardi infatti erano realizzati con fusti di albero di alloro e soprattutto erano molto alte, sono molto alte proprio per indicare l'enorme sacrificio nel portare il peso in senso di devozione nei confronti del santo. Il clou della festa però avviene con l'esposizione del Sacro Reliquario dei Santi, che viene portato dalla chiesa madre fino alla chiesa di San Sebastiano nell'omonima piazza, dove abbiamo questa spettacolare facciata dove si possono vedere le statue dei due santi Cosma e Damiano. Per le vie della città invece si snodano due processioni, una mattiniera e una pomeridiana. Quella mattiniera è del giro esterno del simulacro e del Sacro Reliquario, la seconda nel pomeriggio invece il giro interno. Alla fine della processione il clero e la confraternita religiosa riportano il reliquario del santo dalla chiesa di San Sebastiano fino alla chiesa madre. La festa termina in piazza con la musica, la banda musicale, i concerti, uno spettacolo pirotecnico e anche tante bancarelle. Come ogni festa tradizione folcloristica accompagna quella religiosa. Ma prima di chiudere questa puntata è giusto, per conoscere anche qualche altra curiosità, andiamo a capire chi era San Sebastiano. Passo la parola a Luca. Grazie Andrea. Le notizie storiche sulla vita di San Sebastiano sono abbastanza scarne. Dobbiamo prendere in considerazione la data di morte portata avanti dal calendario liturgico romano, che è il 20 gennaio del 304 d.C., per comprendere in quale periodo si staglia la figura di Sebastiano: la dominazione dell'imperatore Diocleziano. Sebastiano, secondo il vescovo milanese Sant'Ambrogio, nasce proprio a Milano e dopo l'infanzia felice si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera militare. Entra a far parte della prima corte dei tribuni, la corte dei pretoriani, e proprio grazie a questa sua presenza si fa ben vedere da Massimiano, l'imperatore, e successivamente da Diocleziano. Viene ben visto soprattutto per la sua caparbietà, per il suo ingegno, per la bellezza, per la prestanza fisica, ma soprattutto per l'intelligenza.
era cristiano ovviamente, ma nessuno aveva contezza di questo. Grazie al suo ruolo riesce a stare accanto a numerosi cristiani che si trovano all'interno delle prigioni, aspettano di scontare la propria pena e di essere martirizzati, li consola e molti di questi riescono, grazie all'aiuto di Sebastiano, a fuggire. Dopo una serie di peripezie è scoperto, viene denunciato e presentato davanti all'imperatore, che lo condanna per alto tradimento. Viene legato a un albero dopo essere stato denudato e viene frecciato. Ma non muore. Sebastiano viene recuperato da una giovane donna, una vedova di un cristiano che era stato martirizzato poco prima di lui, che nel tentativo di recuperare il corpo del martire e darne degna sepoltura, perché ricordiamo la sepoltura è importantissima per il mondo cristiano, si accorge che Sebastiano è ancora vivo. Ne cura quindi le profonde ferite e lo rimette in sesto. Ma il primo martirio non fa perdere di coraggio il martire, che ancora di più vuole testimoniare la propria adesione al cristianesimo. Non a caso Sebastiano viene definito bimartire, cioè martirizzato 2 volte. Si appresta ad incontrare nuovamente Diocleziano mentre questi si accinge a compiere un sacrificio all'interno del tempio del dio del sole Invicto, lo costringe a dargli ascolto e ovviamente lo cerca di convincere affinché si converta e dia libertà ai cristiani. L'imperatore lo fa arrestare, lo fa fustigare a morte e nel tentativo che i cristiani non reperiscono più il suo corpo lo fa gettare all'interno della Cloaca Maxima, la grande fogna di Roma. Apparso in sogno a una matrona romana, Sebastiano indica con esattezza il luogo in cui i suoi resti mortali si trovano. E questi, dopo una serie di smembramenti, di peripezie, giungono infine all'interno di quella che poi è la più grande chiesa a lui dedicata, la Basilica di San Sebastiano fuori le mura sulla via Appia, il luogo dove, secondo la tradizione, era stato legato ad un albero da loro e martirizzato la prima volta. San Sebastiano è uno dei santi più famosi al mondo, veneratissimo durante il Medioevo perché protettore contro le epidemie, le pestilenze, ha a che fare con le frecce, quindi è il patrono degli arcieri, ma anche degli sportivi e soprattutto dal 1957 protettore per volere di Pio XII dei vigili urbani, della polizia municipale, proprio per la fedeltà che Sebastiano aveva avuto nei confronti dell'esercito e anche dell'impero, nonostante non condividesse la divinità dell'imperatore. Sebastiano diventa anche oggetto di ispirazione per molti artisti. Originariamente veniva rappresentato come un anziano o come un adulto, ma successivamente proprio l'attinenza del suo martirio con il nudo maschile fa sì che Sebastiano divenisse un vero e proprio emblema dell'arte rinascimentale. Viene rappresentato infatti nelle pose più particolari proprio per valorizzare la bellezza del suo corpo e quindi di conseguenza del corpo maschile. Viene ritratto da Andrea Mantegna, da Antonello da Messina, da Donatello, da Raffaello, da Michelangelo Buonarroti stesso, che lo rappresenta quasi come un vero e proprio Ercole con in mano le frecce all'interno della Cappella Sistina. Delle vere e proprie rappresentazioni efebbiche che fanno di lui quasi una divinità dell'antica Grecia. Sebastiano è veneratissimo in Sicilia, protettore di Palazzo Lacreide, compatrono di Siracusa, compatrono di Acireale e molto venerato a Cerami, come ci ha detto Andrea, ma anche ad Enna. Buona festa di San Sebastiano a tutti da voi. Grazie Luca, e termina qui la nostra puntata. Ti ringrazio per averci seguito, condividi questa puntata e seguici per scoprire tante altre curiosità per il prossimo mese.